Un violento rogo divampato alle 22 all'interno di un'azienda in via Lungo Chiampo a Montebello che si occupa di rifiuti. I pompieri arrivati da Arzignano, Vicenza, Lonigo, Verona con 4 autopompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 26 operatori coinvolti hanno condotto le operazioni di spegnimento per tutta la notte, evitando che l'incendio si espandesse ancora di più. Le fiamme sono divampate nella parte centrale del capannone, estendendosi parzialmente nel reparto a fianco. L'azienda, che si occupa anche di bonifiche ambientali, nel 2020 era già stata interessata da altri 2 roghi, uno ad aprile e l'altro a settembre. Sul posto anche l'ARPAV e i carabinieri. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici e del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Intanto il sindaco Dino Magnabosco ha firmato in mattinata l'ordinanza comunale che, in attesa dei risultati sulla qualità dell'aria, impone di tenere le finestre chiuse e vieta ai cittadini di raccogliere frutta e verdura dal terreno, stendere i panni e stazionare all'aperto.